In Veneto la ripartenza sarà sostenibile, poggerà su mascherine, guanti e gel, così Zaia. Nel pomeriggio intanto è stato presentato a categorie e sindacati il nuovo piano per la sicurezza. Casa di riposo di Merlara, la Procura della Repubblica di Rovigo ha aperto un fascicolo sulla gestione dell'emergenza. Al momento non si ipotizzano reati né ci sono indagati, sono serena, dice il sindaco. Crisanti oggi ha ricostruito la storia dell'epidemia in Veneto iniziando dal primo caso di Vo. Quanto fatto in questo comune, ha detto, servirà a spegnere focolai futuri. Imprese e famiglie a rischio di infiltrazioni mafiose. Il prefetto Laganà chiede maggiori controlli alle forze dell'ordine e lancia un appello alle banche: siate più veloci nel credito. Oltre 2000 le chiamate giunte al numero verde della regione per avere un sostegno psicologico in questo momento di isolamento. Il 59% sono donne. Oltre al virus, ora gli agricoltori devono fare i conti con un altro grave problema: la scarsità dell'acqua disponibile per irrigare i campi. L'allarme lanciato dalla Coldiretti. L'avventura di una giovane veneziana di 19 anni che doveva rimanere per un anno in Australia, poi l'emergenza sanitaria e l'odissea per il ritorno a casa. Ora è in quarantena a Venezia. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est per l'edizione regionale dei nostri telegiornali. In apertura ci sono i dati della regione del Veneto e di Azienda Zero, sono i dati diramati questa mattina. I casi sono in aumento di 155 in tutta la regione. I tamponi positivi attuali sono 10.618, mentre sono 15.374 i casi totali dall'inizio dell'emergenza, quindi dal 21 di febbraio. L'ultimo bollettino della regione registra anche 8 decessi, 2 all'ospedale di Borgo Roma a Verona, 3 ad Olo, 1 a Oderzo, 2 a Vicenza. I posti letto occupati in terapia intensiva scendono sotto la soglia dei 200, siamo a 197. Per il secondo report, o meglio per il nuovo report, bisognerà attendere invece la giornata di domani. La Regione del Veneto ha comunicato poco fa che c'è un allineamento con la Protezione Civile Nazionale, quindi il bollettino diventerà 1 al giorno, sostanzialmente questo a partire da domani. I dati quindi che vi ho appena riferito fanno riferimento alla prima giornata di oggi. E il governatore Zaia oggi è ritornato a parlare prepotentemente di riaperture. La ripartenza in Veneto ci sarà, dice, ma sarà una ripartenza sostenibile, poggerà su mascherine, guanti e gel. Così Zaia, che sulle aperture rimanda all'esecutivo nazionale. Dipendesse da me, ha detto oggi, avrei fatto prima. L'idea del nostro piano è un'idea molto semplice, non è l'ufficio complicazioni affari semplici, cioè abbiamo l'ABC, termometro, mascherina, distanza, guanti, non guanti, gel, insomma le disinfezione, registri, insomma le cose che sono sostenibili per un'azienda. Un piano di riapertura sostenibile fatto di dispositivi e diagnostica per tutte le imprese del Veneto, sicurezza quindi e burocrazia zero nelle intenzioni della Regione, che sta raccogliendo numerose disponibilità da parte degli imprenditori pronti a pagare di tasca propria lo screening sui collaboratori. Devo dire che gli imprenditori sono assolutamente eccezionali, perché qui chiamano tutti imprenditori che si mettono a disposizione e chiedono, e questo l'ho fatto in un sondaggio, vedrete che trovate il riscontro, tutti sono disponibili a pagare i test se potessero averli per i loro lavoratori. Resta da capire quale sarà la tabella di marcia del governo. La deadline resta il 4 maggio, ma alcune attività potrebbero riaprire prima, dalla moda all'auto, questo stando anche alle voci che arrivano da Roma. Se da un lato Zaia ribadisce come la competenza sia dell'esecutivo nazionale, dall'altro spera in un'accelerazione dei tempi. Dipendesse da me, aprirei tutto con gradualità e responsabilità. Un piano specifico è in corso di elaborazione per il comparto turistico veneto. In maniera tale che anche lì si possa venire fuori una proposta che sia sostenibile, che non sia quella dei box in plexiglass, che veramente non esiste.
non esiste, manca solo chi mette il sagome di Osei sui cosi e dopo siamo a posto. Scenari impietosi a parte, il governatore resta fiducioso anche guardando al mercato tedesco, forse la stagione non è del tutto persa. Io resto fiducioso del fatto che gli stranieri arriveranno, anche perché sapete, se è vero che la Germania riapre dal 4 in maniera importante, se è vero che noi ripartiremo, poi c'è tutto maggio, c'è tutto giugno e quindi tu arrivi in piena estate che hai già un ricordo di 2 mesi di libertà rispetto ai 2 mesi di quarantena. Cioè, se domani mattina avessimo il 15 agosto è ovvio che sarebbe traumatica la storia, ma il 15 agosto fra 3 mesi e mezzo. E c'è spazio anche per qualche buona notizia, questa in particolare arriva dal centro di cardiochirurgia dell'ospedale di Padova. Ieri nessuno se n'è accorto magari, ma è stato fatto il 1000° trapianto di cuore in Veneto da parte dello staff, anzi il 1000° cuore trapiantato dal team del professor Gerosa. Questo Zaia oggi, ma nel pomeriggio il piano è stato presentato a categorie e sindacati, prevede anche una nuova figura, quella del Covid Manager, ma vediamolo nel dettaglio. È un progetto in 3 fasi, quello che la Regione del Veneto ha presentato nel pomeriggio a categorie economiche e sindacati. Riaprire sì, il prima possibile, questo è il concetto, ma nella massima sicurezza sanitaria. Prima mossa sarà l'individuazione in ogni azienda di un Covid Manager come figura di riferimento dell'intero processo. Secondo passo, la definizione di un piano aziendale dei rischi Covid. Subito dopo la definizione e applicazione rigorosa di 10 indicazioni operative da attuare in azienda, un decalogo vero e proprio che va dalla sanificazione degli ambienti di lavoro all'incentivazione dello smart working, passando per l'obbligo di utilizzo di guanti e dispositivi di protezione, uso razionale dei test diagnostici. A categorie economiche e parti sociali la Regione ha chiesto di far pervenire a stretto giro le proprie osservazioni e suggerimenti. L'intenzione è quello di condividere con il governo entro lunedì, annunciano Zaia e l'assessore alla sanità Lanzarin. Presente al tavolo anche la CNA del Veneto, gli artigiani sono pronti a fare la loro parte. Nei contesti delle imprese artigiane gli assembramenti sono ridotti. Le distanze, per buona parte, possono essere rispettate utilizzando dei dispositivi di protezione individuale, su può essere un'organizzazione anche nel rapporto con la clientela o con i fornitori ben organizzato. La Regione a sua volta, oltre a predisporre un manuale, è pronta a partire con una sperimentazione in 20 aziende con 3.000 lavoratori totali. E oggi Zaia è tornato anche sulla questione del voto, dando una prima data, ipotizzando, come già aveva fatto nei giorni scorsi, peraltro il mese di luglio, sugli scudi il Partito Democratico con Stefano Fracasso, che dice è una mancanza di rispetto a tutti quei veneti che vivono la difficoltà dei loro parenti in ospedale. Questa quindi la polemica politica a margine. Ma oggi c'è anche una notizia giudiziaria da registrare, perché la Procura della Repubblica di Rovigo ha aperto un fascicolo per capire un po' di più, per fare luce sulla vicenda della casa di riposo di Merlara. I numeri hanno convinto la Procura della Repubblica di Rovigo a fare luce su quanto successo nell'ultimo mese nella casa di riposo di Merlara, epicentro dell'emergenza nel Padovano e per tanti giorni simbolo del dramma silenzioso che si è vissuto in tante RSA. Tra queste pareti 28 gli anziani morti per coronavirus, l'ultimo nelle scorse 24 ore. Nel picco di metà marzo si era arrivati a 63 ospiti contagiati su 72, mentre gli ultimi numeri parlano di 25 anziani positivi su 44 e 24 operatori su 45. La Procura polesana ha avviato un'indagine conoscitiva che al momento, va detto, non ipotizza né reati né indagati. Saranno i carabinieri dei NAS ad approfondire quanto successo. Toccherà a loro capire se siano state rispettate le procedure imposte all'indomani dell'esplosione del focolaio di Vo, probabilmente anche attraverso l'acquisizione delle cartelle cliniche. Si dice fiduciosa il sindaco Claudia Corradin, in trincea da quando l'emergenza è iniziata, anche se non nasconde un certo rammarico. Sono sempre cose che dispiacciono, però è soltanto un'inchiesta, non c'è nessun indagato, e quindi io sono certa che non c'è nulla di cui temere, i tempi sono duri e difficili,
io ho la piena fiducia. Sindaco che a sua volta era stata contagiata dal virus e rientrata dalla quarantena venerdì scorso, era stata lei a chiedere l'intervento dei medici e degli infermieri dell'esercito e ad aggiornare ora dopo ora la cittadinanza su quanto stava accadendo all'interno della struttura. So che la nostra gestione o meglio della fase di riposo del Consiglio di amministrazione e del direttore è sempre stata trasparente. Nulla è stato nascosto, perché altrimenti non ci saremmo occupati così in maniera assidua e passionale, diciamo, a questa nostra struttura che da 80 anni nel nostro territorio. Io personalmente sono tranquilla. Oggi da Padova, nel corso di una conferenza stampa online, il professor Crisanti ha ricostruito la storia dell'epidemia in Veneto, iniziando dal primo caso di Vo, caso destinato a fare scuola. Ma sentiamo le parole del professor Crisanti. E questo, secondo me, dovrebbe essere in qualche modo adottato come lezione per spegnere i focolai futuri, perché in questa fase in cui alcune misure di contenimento, di distanziamento sociale verranno via via e progressivamente eliminate, esisterà sicuramente la possibilità che nuovi focolai compaiano. Ecco, noi adesso abbiamo la ricetta per spegnere questi focolai, significa circoscrivere l'area, fare il tampone a tutti, isolare le persone positive sintomatiche o non sintomatiche e dopodiché, dopo 7-8 giorni, rifare la stessa cosa per prendere i casi che eventualmente sono sfuggiti. Questa, a nostro avviso, è stato uno dei più grandi insegnamenti di questa fase iniziale, cioè che era possibile spegnere i focolai, che all'interno di questi focolai gli asintomatici svolgevano un ruolo importante. Perché dico questo? Perché questa fase nuova pone delle grandi sfide, perché le persone vogliono sicuramente riprendere alcune attività sociali, vogliono ritornare a lavorare, vogliono sicuramente avere accesso alle funzioni religiose, quindi tutta una serie di attività importanti. E in questa fase i tamponi serviranno molto di più, perché non avremo più il distanziamento sociale, quindi non avremo più il confinamento e il blocco della trasmissione, ci saranno molte più opportunità di trasmissione, quindi noi dobbiamo avere una ricetta per bloccare eventualmente focolai e questa ricetta passerà necessariamente per un'aumentata capacità di fare tamponi. Una delle prime cose che concordammo insieme, ricordo in una riunione veramente critica, dopo il primo caso decidemmo che la cosa più importante era difendere l'ospedale. Ecco quindi che una grande parte dei tamponi che noi abbiamo fatto li abbiamo fatti al personale. Li abbiamo fatti al personale e in alcuni casi, anche quando c'è stato qualche caso, a tutto il reparto, a tutti i pazienti. Emergenza sanitaria che è anche sociale e psicologica, come dimostrano le oltre 2000 chiamate giunte al numero verde della Regione per avere un sostegno psicologico. In questo momento di isolamento il 59% sono donne. Nei primi 25 giorni in cui questo servizio è stato convertito sono arrivate 2.500 chiamate e 1.100 sono stati i colloqui psicologici che sono stati attivati, quindi andando incontro a persone che hanno chiamato e hanno chiesto supporto e aiuto. Sono i numeri del servizio inoltre messo in campo dalla Regione nel 2012 per aiutare gli imprenditori in crisi dopo i numerosi suicidi ed esteso mesi fa all'emergenza coronavirus. È un servizio che funziona con del personale esperto che risponde a un numero verde. Il numero verde lo citiamo e anche il numero verde è 833 43 43. Risponde a questo numero verde quindi con esperti e poi fa anche dei colloqui psicologici quando ci sono situazioni più a rischio, situazioni insomma che potrebbero essere appunto anche andare incontro a invece eventi molto più drammatici. Dati alla mano, il 29% delle persone che ha chiamato rientra nella fascia d'età 35-50 anni, il 25% 51-70 anni, il 14% over 70. Nel complesso il 59% è di sesso femminile.
c'è di più. È stata rafforzata tutta l'attività psicologica sia di supporto al personale, questo insomma sappiamo perché insomma lo sforzo e anche i carichi di lavoro quindi insomma sono stati e sono tuttora in molti casi insomma carichi molto pesanti, e anche il supporto di psicologia rispetto al lutto, perché sappiamo, ne abbiamo parlato molte volte, si tratta di persone che purtroppo vengono a mancare da sole, essendo in isolamento, in terapia intensiva piuttosto di malattie infettive, a volte i familiari sono a casa a loro volta in isolamento, e quindi c'è anche tutto un lavoro che è stato messo in atto proprio anche di supporto per i lutti, sempre dello stesso team, e poi insomma suddiviso nelle varie aziende, nei vari ospedali. C'è poi l'emergenza economica, con il prefetto di Treviso che ha convocato un tavolo tecnico tra tutte le forze dell'ordine per predisporre una serie di controlli su possibili infiltrazioni della mafia legate all'attuale difficile situazione finanziaria. Dalla prefettura parte anche un appello alle banche. Un tessuto ricco che poi in qualche modo va in difficoltà diventa oggettivamente, viene attenzionato anche dalle organizzazioni criminali. Parte da questa constatazione il prefetto di Treviso per lanciare un appello chiaro e diretto a difesa delle nostre aziende da possibili infiltrazioni mafiose, in particolare alle banche chiamate in prima linea a garantire quel cuscinetto di liquidità alle imprese in difficoltà dopo 2 mesi di fermo forzato dal contagio. Di accelerare al massimo quelle che sono le procedure, quindi evidentemente di limitare al massimo quelle che sono le cose che vengono richieste, le carte e quant'altro, per prima di dare un credito, una volta ovviamente rispettate quelle che sono le disposizioni normative a cui non possono sottrarsi. Perché in queste condizioni sono soprattutto le piccole aziende, ma anche molte famiglie esposte a fenomeni di usura e di infiltrazione malavitosa. Sicuramente uno dei grandi problemi sarà quello della liquidità, bisogna quindi garantire alle famiglie e agli operatori economici il massimo accesso a quello che è il credito legale, per evitare di finire poi a farsi finanziare, si sa con quali poi effetti collaterali, da persone che ovviamente utilizzano il denaro, questi sistemi per riciclare denari e quant'altro. Prefetto che sullo stesso fronte ha già convocato le forze dell'ordine. Il tavolo ristretto alle forze dell'ordine, i quali evidentemente intensificheranno quelle che sono le attività info-investigative, e poi faremo anche degli approfondimenti, degli attenzionamenti per quanto riguarda quelle che sono le filiere più appetibili, quelle degli appalti in particolare, quindi per capire se appunto nell'ambito dei lavori di una certa importanza che sono nel territorio si possono eventualmente come dire, annidare o comunque possono queste organizzazioni criminali in qualche modo inserirsi. Infine la verifica sulle domande di riavvio di attività, ad oggi oltre 4.000 quelle giunte in prefettura. Abbiamo esaminato quasi 2.500 istanze e siamo arrivati a circa 210 sospensioni. Lo facciamo con, come ho già detto, la consapevolezza che abbiamo a che fare con gente che vorrebbe lavorare e che si vede in qualche modo frenata. Ecco, quindi speriamo che al più presto ci sia, sulla base di quello che diranno ovviamente le autorità sanitarie e dell'andamento del contagio, si possa veramente ripartire, perché anche chiudere e sospendere non è una cosa che si fa a cuor leggero. Adesso per noi c'è la pubblicità, dopo. Di nuovo in studio per parlare di un'altra emergenza, la siccità. Grido d'allarme per la siccità, uno dei maggiori problemi che si sta affacciando in questo momento oltre al coronavirus. Poche piogge durante l'inverno e adesso la necessità di irrigare i campi proprio in un momento di minimo storico del livello del Brenta. Ieri ne avevamo già parlato telefonicamente con Enzo Sonza, presidente del consorzio di bonifica Brenta, che è tornato a parlare della diga del Vanoi, mentre oggi abbiamo raggiunto Martino Cerantola, presidente della Coldiretti provinciale di Vicenza. Siamo preoccupati effettivamente per le mancanze di pioggia di neve di quest'inverno e il fatto che sicuramente ne risentiranno tutte le culture di questa città, e l'invito da una parte è che effettivamente ci sia un impegno nel fare impianti pluvioirrigui dove è possibile per migliorare le coltivazioni, non dimenticandoci che siamo su un'area molto orticola con prodotti d'alto pregio, vedi l'asparago, vedi le ciliegie, marche DOP, e di conseguenza è un problema che a noi dell'agricoltura ci colpisce molto fortemente. Nel frattempo che cosa state facendo voi della Coldiretti? Noi abbiamo già iniziato
una cognizione con i nostri soci, perché effettivamente iniziano a esserci già dei danni sulle colture e di conseguenza dopo, quando avremo un po' tutta l'analisi di tutti i comparti, informeremo sia la Regione che lo Stato. Iniziano ad esserci anche molti problemi sulle semine, ma soprattutto sulle colture autunno-invernali che sviluppano poco, e di conseguenza la carenza d'acqua sicuramente si ripercuoteranno sulla produzione del grano della primavera. Partita da Gorizia, è arrivata a Thiene e Malo l'operazione Clean Hands della Guardia di Finanza. Il blitz della Guardia di Finanza è scattato nelle ore scorse. Su disposizione della Procura della Repubblica di Gorizia sono state effettuate perquisizioni e sequestri di numerosi flaconi di detergenti. Si tratta di un'attività partita da Monfalcone che aveva l'obiettivo di disarticolare un'intera filiera commerciale non autorizzata di prodotti. Gli uomini delle Fiamme Gialle si sono presentati dal titolare della ditta Conex a Malo e all'interno di un magazzino a Thiene. Durante le operazioni di polizia giudiziaria sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro diversi prodotti. Si tratta di 757 flaconi di detergente Ansanit Gel, 72 di antibatterico Kim sanitizzante spray e 22 recipienti di antibatterico Kim sanitizzante. Tutti i flaconi riportavano nell'etichettatura indicazioni inesatte e fuorvianti. Gli investigatori hanno accertato che la commercializzazione di questi prodotti è stata effettuata da un'azienda di Monfalcone, mentre la produzione è riconducibile ad una società di Pavia. I prodotti sequestrati sono dei semplici detergenti ceduti per prodotti disinfettanti, detti anche biocidi, i quali possono essere commercializzati in Italia solo dopo aver ottenuto una specifica autorizzazione da parte del Ministero della Salute o della Commissione europea. La merce in trattazione non disponeva di alcuna autorizzazione o registrazione quale presidio medico-chirurgico. I contenitori sequestrati sono stati affidati in giudiziale custodia al titolare dell'azienda. Vi raccontiamo adesso la disavventura, una vera e propria odissea vissuta da una ragazza veneziana. Si è ritrovata sola dall'altra parte del mondo in piena emergenza sanitaria, ma la grinta, inventiva e determinazione non fanno difetto a Gaia Turtura, 19enne veneziana che, rimasta senza lavoro, che aveva appena trovato, è riuscita a tornare a casa tra mille peripezie. Questa esperienza è durata solamente 2 mesi, durante i quali nel primo mese ho cercato lavoro, che finalmente ero riuscita a trovare. Solo che poi il coronavirus è arrivato anche lì e quindi il ristorante dove avevo trovato lavoro ha dovuto chiudere. Quindi mi sono trovata dall'altra parte del mondo senza nessun tipo di entrata. Nessun aiuto da parte delle autorità locali. Il governo al momento non ha dato nessun tipo di aiuto ai ragazzi con i visti temporanei come me. Alla fine, dopo 2 o 3 settimane, ad averci pensato, ho deciso di ritornare a casa. Per lei è quindi iniziata una fase molto difficile. Ho trovato questo volo che faceva la tratta Melbourne-Doha e poi da Doha a Roma, che ho preso. Non ho speso troppi soldi, il prezzo era regolare, e sapevo che correvo il rischio comunque di rimanere magari bloccata a Doha perché la seconda tratta poteva essere cancellata. Non sapendo cosa sarebbe successo, sono partita lo stesso. Per fortuna i voli non sono stati cancellati, sono stati tutti puntuali e poi sono arrivata a Roma finalmente. Da Roma è tornata a Venezia in auto con autista privato ed ora per Gaia si apre la fase della quarantena a Venezia. Stagione turistica, forse sì, forse no, ne parliamo da giorni. Oggi registriamo la presa di posizione del CAI sui rifugi di montagna. Le misure imposte dall'emergenza coronavirus rischiano di penalizzare la riapertura dei rifugi di montagna che si apprestano al pari degli altri a ripartire in concomitanza con l'avvio della stagione turistica, ma a pesare sulla possibilità di poter garantire il distanziamento sociale è proprio la conformazione delle strutture alpine in quota. Noi abbiamo un grosso problema perché
L'età media dei rifugi ha dai 100 anni per arrivare ai più recenti che hanno 50 anni. La funzione del rifugio aveva una funzione di ricovero, di sostentamento delle persone, degli alpinisti che andavano in montagna, quindi con una concezione differente rispetto alla concezione degli alberghetti. I rifugi sono quei luoghi magici che si raggiungono dopo ore di cammino, che presentano spazi ridotti e camere con più letti a castello, prive di servizi privati. Garantire il distanziamento, la continua sanificazione degli ambienti e il minor contatto sociale risulta molto difficile. Il CAI per questo ha presentato precise richieste alla Regione Veneto. Noi chiediamo alla Regione del Veneto che tenga in considerazione la peculiarità dei rifugi di montagna. I rifugi non sono solo strutture di ricezione turistica, ma sono luoghi di vita, anche alternativa per chi li gestisce e per chi li frequenta, elementi fondamentali dell'offerta turistica della montagna veneta. I rifugi di proprietà o gestiti dalle sezioni CAI del Veneto sono 37, per un complessivo di 1.904 posti letto e 2.931 posti a sedere. Siamo preoccupati, la nostra intenzione è quella di una volta di collaborare per costruire delle regole che possano permettere l'inizio dell'attività. Il CAI si farà promotore nei prossimi giorni di contattare medici, esperti, rifugisti e altre figure competenti affinché possano elaborare una serie di indicazioni a supporto delle regole che le autorità regionali dovranno emanare nei prossimi giorni per la riapertura della stagione turistica. E ora la nostra rubrica Bimbi in TV con la storia oggi di Denise di Mestre. Buonasera a tutti, sono Denise Pasquale da Mestre Venezia. Oggi vi vorrei parlare di un argomento davvero importante, il coronavirus. Il coronavirus è un virus che sta uccidendo migliaia di persone in tutto il mondo. Il coronavirus è una malattia davvero contagiosa che causa raffreddore nelle persone, ma nelle persone più deboli come anziani e altre persone giovani con problemi può causare polmonite e difficoltà a respirare. Il coronavirus è molto contagioso. Restiamo a casa, facciamolo per i nonni e per chi è ammalato. Rispettiamo le regole, non tocchiamoci bocca, naso e occhi con le mani. Laviamoci le mani. Se dobbiamo uscire manteniamo le distanze di sicurezza di almeno 1 metro. Restiamo a casa, evitiamo parchi e luoghi affollati. Ma soprattutto, se dobbiamo starnutire, usiamo un fazzolettino o la piega del gomito. Mi raccomando, aiutiamo i medici e gli infermieri a curare chi è già malato. Facciamolo per il Veneto e per tutta Italia e il mondo. Restiamo a casa e andrà tutto bene. Complimenti davvero alla nuova collega, è davvero tutto per questa sera, adesso ci sono le previsioni del tempo, buon proseguimento. Ben ritrovati al meteo. L'alta pressione determina ancora condizioni di tempo in prevalenza stabile sul nostro territorio, ma vediamo il dettaglio di sabato 18 aprile con la nostra grafica. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, il cielo si presenterà sereno, al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Nel pomeriggio probabilità in aumento sulle zone montane per qualche piovasco o breve rovescio. Clima molto mite con temperature minime tra 7 e 12 gradi, valori massimi compresi invece tra i 17 e i 24 gradi. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia con la presenza del sole un po' dappertutto e senza precipitazioni. Temperature minime tra 6 e 11 gradi, massime sui 19-23 all'incirca. Infine poche novità sul Trentino Alto Adige, sarà soleggiato ovunque anche qui con qualche locale addensamento, ma in genere non ci saranno conseguenze. Temperature minime sui 9-10 gradi, massime invece sui 26 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.